guarda. Buongiorno bellissimi! Oggi ci troviamo in Ungheria, in particolare siamo sul monte più alto dell'Ungheria, il paese più vicino si chiama Galeatetu e mi trovo qui per fare un training, un corso di formazione sull'educazione non formale tramite attività di outdoor. E in particolare, il fulcro di questo training saranno 3 giorni di spedizione nella natura. Dormiremo al ghiaccio solamente con delle coperture, quindi con i tarp, e ci saranno circa -8 gradi durante la notte, quindi sarà una bella sfida. Al momento adesso ci sono -3 gradi, e quindi abbiamo dovuto imparare, siamo al 4° giorno adesso. Stiamo imparando come gestire il freddo, c'è stata una progressione molto figo, vi racconterò meglio nel video della spedizione, che sarà molto probabilmente il prossimo. Oggi ho deciso di fare un video extra perché una delle attività è particolarmente interessante. Si chiama la scala di Jacob, The Jacob's Ladder, ed è una scala appesa con delle corde, una scala con dei pioli che sono distanti circa 1,5 metri l'uno dall'altro, che per scalarla bisogna per forza essere in 2 persone e quindi ci si deve aiutare a vicenda, si deve comunicare, bisogna avere fiducia l'uno dell'altro e sarà una sfida molto 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 interessante. Sono stra curioso, non vedo l'ora. The task is the pair have to set up a goal, what you would like to achieve. You can have a goal, you sitting on the bottom level, and the maximum level can be you are standing on the last beam and you grab the oh my god, the loop, yeah, let's say that tiny rope loop on the top. Okay, safety. You cannot touch the rope, but you can use for climbing only the beams and your couple. We go first. I can record you if you want. Moment, I can record you if you want. only the Yes, please. actually. You will work hard. Yeah. You are the first. Yes! Wow, thank you! And the other one too. Okay, so start to the back Okay, point, how are you feeling? I'm excited, I can't wait. and before you start climbing, the 2B layer will check everything. We will check each other, we will check the harness on the climber and so on. And after when we say, okay, ready, that's the moment when you can start climbing. Okay? It will be cool. Should we set a goal? The top. Yeah. Okay. Okay. How we do it? We go. We just do it. Okay, I will go slower and maybe we just consult in the meantime. Yeah. So maybe I will give the cam to someone else. But then the viewers won't be able to see all the excitement of Okay. Maybe then we will tell you later. it. Okay. High is it in meters? It moves. No, no. Okay. Ah, yeah, maybe on the This is what I was thinking. Maybe my leg, I put it on. Okay, I don't have this. I don't have this skill. I'm sorry. This I cannot do.
Wow. So hot! Do you want us to cheer or to be silent? Doesn't I matter. don't think I forgot that you are here. Timi Horvat. Oh. Wait, just in time I will make a video. How is it going? All good? We are on the level 3. I'm still doing the easy part because Emiliano is pulling himself up by all alone. Milio, not Miliano. I meant Milio. It will be easier for the movement. Yeah. Like I can move for the movement. I have limited mobility. No. I really. No, I know. I know. You mention Wait. all the time. You can use my head. Yeah, just go. You can. Yeah. Yes. Oh, perfect. I didn't feel anything. Don't feel anything. No. Oh my god. Yeah. Okay. Is it good? Voila. Super. Wow. I feel amazing up here. Siamo molto vicini all'ultimo scalino. It's getting warmer. It's crazy. It feels like my Fa caldissimo con i vestiti invernali anche se ci sono meno 3 gradi. E l'ultimo passo sarà il più difficile perché c'è una corda per tenersi in un gradino. How are you doing, Dora? Yeah, good. Now we have to reach the hook, which is very hard because I'm not looking up while I'm reaching up, so I will need to find it. Maybe then you can tell me right, left. Let's do it. How is it from the bottom? Do you want some rope? Bravo, bravo. But they are fast, huh? Yeah, they're very fast. You tell me it's less than 10 minutes already? No, it's 10, 15 Something like it. Don't Okay, just gently. descend from the ground and you will need to. No. Back. If you fall, it's Back. and you can grab the On take us, a the little belt. bit on us. On and us. continue. Left. Grab. No. Left. On us. More left. Yep. Bravo, bravo. Abbiamo raggiunto il punto più alto. È tutto dondolante, è
è molto più difficile in effetti salendo perché tutta la parte inferiore si muove un sacco. Però direi che it was Buono. super good. Doing as hell. Yeah. Ciao ciao. Ciao Dora. Ciao. Ciao. Do some pose. Emilio, are you ready? I'm ready. Okay. My If you're ready, just leave everything. Yep. Woohoo! Hi Yatzint! Whoa, Hi. it was hot. Oh, really? How was it from outside? Oh, it was really nice. You climbed like a pro. Come on. Nice. I don't know what to say. Sono strasoddisfatto del nostro risultato e sono orgoglioso anche di guardare quello che fanno gli altri. Penso che non ci sia la necessità di raggiungere sempre la cima, l'importante è comunque cercare di fare del proprio meglio e vedo che tutti quanti stanno veramente dando il massimo. Yatzint, Yep. thank you so much. Welcome. It was amazing. But is it? This is the way you go home, right? Yes. You live up on the trees, and this is just your normal stairs, Yes. kinda. The second, the B, option B. You want to be looking like this at home? No. Mi sono accorto che non ho fatto un video finale, quindi sono uscito per farvi questo riassunto / saluto, ma fa freddissimo, quindi sarò rapido. E che dire, è stata una figata pazzesca. Come dicevo, sono stracontento di aver visto che tutti quanti hanno dato il massimo, indipendentemente dall'altezza che hanno raggiunto, ma hanno veramente cercato di superare se stessi e di lavorare in coppia, quindi cercando di creare fiducia l'uno dell'altro, di comunicare e di salire il più possibile per le proprie possibilità, e quando sono scesi sono stati tutti veramente super soddisfatti ed orgogliosi. Questa è la cosa più bella. E che dire, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale, e mi raccomando non perdetevi il prossimo, che sarà una spedizione pazzesca in mezzo alla natura con un sacco di freddo. E direi che le cose che imparerò qua le potrò mettere in pratica, perché come avrete notato non viaggio mai d'inverno proprio per questo motivo, quindi sarà strautile. Adesso scappo che fa freddissimo. Ciao bellissimi.